Amici di Directa Sport, un buon pomeriggio da Roberto Carta. Siamo in diretta dal campo di Gavoi per raccontarvi la 26esima giornata del campionato di eccellenza. Il Taloro Gavoi per trovare punti per la lotta a promozione, il Punti invece ha bisogno di ritrovare un successo per la lotta salvezza. Linea 4, mentre qui il tiro, il gol del Taloro che sblocca il match dopo 26 minuti, gran destro dalla distanza di Pierpaolo Falchi. 1-0 Taloro. Cattura uomo per il Punti, attenzione anche ai tagli sul primo palo, altezza. Secondo palo invece c'è Roberto Mele, 1-2 micidiale, 2-0 Taloro, che prima la sblocca e poi la raddoppia. Meglio, limite dell'area del Taloro che si riempie. Qui attenzione, il colpo di testa che può favorire Luiu, il tiro di Cristian Luiu riapre la partita, il capitano degli Punti. 2-1. A 4 minuti dall'intervallo. Tenerelli, Gianno vorrebbe il pallone, Tenerelli calcia col mancino. Il lancio alla ricerca di Tenerelli, attenzione al rimbalzo con Sau che protegge il rinvio dal fondo e poi qui Tenerelli atterra Sau e poi altra pallonata e qui inevitabile il rosso. Stavolta la gioca corta, Oggiano, Fini per controllarla, rimette dentro il cross che diventa quasi un tiro, palla sul fondo, Oggiano e Fini provano a smarcarsi, Viale va da Oggiano che me la dare una mano, poi attenzione al tiro di Val Pablo con Forzati che deve alzare sopra la traversa. Fischia 3 volte l'arbitro, il Taloro Gavoi vince 2-1 contro il Punti.